Spirano forti i 20 indipendentisti nel Veneto e ancor più nella Marca. Oltre 1.400.000 le adesioni al referendum partito domenica via internet. Ad organizzarlo un comitato di imprenditori che hanno chiesto ospitalità ricambiata a molti sindaci veneti. Uno di questi è Silvano Piazza di Silea, che si è espresso così sul referendum. Sono contro l'indipendenza del Veneto, però sono per difendere la libertà di queste persone. Tra loro anche il volto storico dell'indipendentismo veneto, molto critico verso la Lega che lui stesso ha promosso. La Lega è un incidente di percorso che ha provocato danni per 20 anni, ma adesso si riorganizza una grande forza popolare, perché questo è un corpo sovrano che emerge, che si impone all'attenzione dell'Europa, della storia, del mondo. Mondo che si è accorto di quanto accade in Veneto e lo sta amplificando. Non avrei mai pensato di andare l'altro ieri sulle pagine del Times con un'intervista a tutta pagina. Sinceramente non l'avrei mai pensato. Non avrei nemmeno mai pensato di andare nelle TV tedesche e nelle TV di ogni parte del mondo. Particolare la presenza dei russi con 2 televisioni nazionali. Voi sapete benissimo che anche a Crimea c'è un referendum e noi volevamo sapere i motivi di vostro referendum. Veneto come la Crimea quindi, anche se su un punto gli stranieri sono un po' interdetti. A Venezia veramente la situazione è molto diversa, perché là abbiamo trovato che pensano solo di sua storia di 400 anni fa, parlano sempre di quello e per quello non abbiamo trovato un grande sostegno di questo referendum a Venezia. Domani sera verranno chiuse le votazioni e il risultato verrà proclamato in Piazza dei Signori. Se verrà superato il quorum e vinceranno i sì, il passo successivo sarà: ci sarà la dichiarazione di sovranità o forse di indipendenza del Veneto. E se lo Stato italiano dice di no? Beh, ma non è competente in materia.